Carolì! Carolì, sono tornato, sono uscito dalla galera! Carolì! Oh beh, che stai a fare? Tu non stai in galera? Sì, Carolì, sono appena asciutto, mi hanno dato un permesso! Un permesso? E quale permesso? Un permesso, come si chiama? Un permesso di soggiorno! Ma solo il giorno? No, pure la notte posso uscire, mi hanno dato un braccialetto! Un braccialetto? E perché? Perché la collana non la tenevano! Sì, ma manca che vetro hanno, fammi capire. Carolì, ma ci ho fatto 2 anni a Foggia Reale, 3 anni a Pallina e 5 anni a Secondigliano! Beh. Mo mi volessi fare a casa tua! Poi mi virare tu ne hai... Carolì, a me ne fammi sai in coppa! No, vattene! Ma una chiacchierata, un caffè, non ci rimane tanto tempo! Non mi interessa proprio di niente, non si può né come marito, né come compare, né come amante, non si fa proprio. Ti è piaciuto il ferrapanello, il sipatiello, e mo pigliare la via dopo piace, perché sei abbandonato, a me mi offri, sei abbandonato troppo, hai capito o no? Ah, chi su crede vincere la vecchia? Ti fatti tu e mo volessi di cazzo che... Vabbè, diciamo che dopo tutti i sbagli comuni li fanno tutto quanto, quindi... Dai, vedi. Mamma mia, quanto tempo che è passato! Pa, ma ti ricordi quando facevo parcheggiatore? Come, ma ricordo! Ti ricordi quando mi portavo insieme a te? Come, ma ricordo! Pa, ma ti ricordi che soldi che facevi? Chi se lo ricorda? Dici tu, sto fatto non mi ricordo proprio! Sinceramente manco io mi ricordo sto fatto, sei tu, dici la verità. Comunque senti, raccontami un poco, che guai hai combinato? Carolì, ma era stata la prima volta per rissa! E niente, si a fare un aperitivo con i compagni, è bello e buono, una lontana, ma stai guardando, e mi stai guardando a me, tu a me. Ma il sai ci sta vicino come prima cosa, una capata in bocca. Oh beh! Come seconda cosa, un cazzotto in faccia, boom! Ma che stai dicendo? Poi una seggiola in tirina e come ultima cosa, una sputazzata in faccia. E mia gente attorno che fa sette? Niente, ma i sanatari mi portano una guardarella, stiamo tutto struppiati, Carolì, ma restai pure. Sempre a bruscata, non ci sta niente a fare. Carolì, ma quelle cose sono cagnate. A cominci a pigliare sto bello 100 euro, non voglio essere un peso per te. Voglio contribuire pure io in da casa. No, ma non posso accettare però. Ciro, tu accettavi? Sì, ma. Ah, allora già accettavo per forza. Piglia, non ti preoccupare, a me sono stati proprio sti soldi a mi fare ingalare la seconda volta. Perché che hai fatto la seconda volta? Ma accusavano che io facevo i soldi falsi. Vabbè, ma tu non zio, mi fatti fa. Ma è buona sta cosa. Oi, ma tu mi fai festa. Sta scendendo a avere forza. Carolì, se era buono mica da arrivare a te. Ciro, su da chi? Che vorrai da Cuba